Berlusconi è da napolitano, cosa gli starà dicendo? Ma io mi auguro di sapere al più presto cosa gli starà dicendo il Presidente della Repubblica a Berlusconi e che mi auguro che lo ascolti almeno il Presidente della Repubblica. Ora che anche la matematica l'ha abbandonato, non ha la maggioranza numerica, non può più governare. Il problema semmai è vedere se esiste un'altra maggioranza. Non lo so. Io so solo che quando il Parlamento non è più in grado di governare, di legiferare, il governo di governare, bisogna dare la parola ai cittadini e per questo noi dell'Italia dei Valori preferiamo la strada maestra delle elezioni anticipate al più presto per fare in modo che i cittadini scelgano un governo, un Parlamento, un programma e delle persone di cui potersi fidare. E 321 che non hanno votato oggi non potrebbero essere una maggioranza? Voi l'accettereste magari sotto il nome di Monti? Invertendo l'ordine degli scilipoti, la somma non cambia. Ci vuole o un'amplissima maggioranza, 350-400 persone, per realizzare un programma dell'emergenza, o altrimenti il governicchio con una maggioranza a tirare a campare, dove ci sono 3-4 persone che vanno o di qua o di là, a seconda di quale consiglio gli ha portato la notte. Abbiamo capito qual è il consiglio. Allora voi capite che diventa deprimente e deplorevole. Lei è sempre stato molto chiaro anche nei confronti del Capo dello Stato. Allora ritorniamo con la testa al Quirinale. Cosa deve dire Napolitano a Berlusconi? Certamente lui lo sa meglio di me. Io cosa mi aspetto come cittadino è che il Capo dello Stato continui a fare quel che sta facendo, cioè il Capo dello Stato che dopo aver richiamato più volte le istituzioni, il governo, il Parlamento a pensare agli italiani, ha preso atto che né pensano agli italiani, perché l'unica cosa che sono fatti è legge ad personam, né prendono atto che anche la matematica non l'assista più, possa lui imporre al Parlamento con un messaggio motivato di andare alla conta e quindi dia vita immediatamente a una cognizione dei vari gruppi parlamentari e possibilmente si stabilisca al più presto la data delle elezioni.